buongiorno e buona domenica Iachini da Palermo. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori, tutti gli amici di Verona. Sì, Verona, insomma, mi è sempre rimasta nel cuore. Sì, ne hai tanti di amici, no, a Verona. Hellas quando eri giocatore, Chievo quando sei stato allenatore, insomma. Certamente, ho avuto l'esperienza e la fiducia di entrambe le società. Cos'è che hai avuto, scusa? Ho avuto la fiducia di entrambe le società. La fiducia della società. Sappiamo che per te è importante avere la fiducia, no? Certamente, però per un allenatore la cosa più importante è avere la fiducia della società. Sì, ok. Io spero che nel Palermo, già l'anno scorso, il presidente Giamparini mi ha dato fiducia della società. Non è poco. Ho sentito la fiducia della società intorno a me, e quindi un allenatore quando ha la fiducia della società intorno a te lavora molto bene. Bene. Hai un po' paura di questo ritorno a Verona? Il Verona è forte. Allora, ho visto dopo il campionato strepitoso che ha fatto l'anno scorso il Verona, hai visto. Che secondo me, tra l'altro, ha un allenatore che quasi 4 anni mi sembra che sia Verona. Ormai sì. Hai visto che bene che ha fatto? Qual è il segreto secondo te? Avere la fiducia della società. No, perché se ha la fiducia della società tu vedi, è l'importante è che quello che un allenatore fa la domenica durante la partita, se sa che ha la fiducia della società, lo fa in una maniera abbastanza serena. Insomma, a Verona ti farà piacere ritrovare qualcosa? Non so, hai lasciato qualche cosa in particolare? Ho lasciato un giubbino, tra l'altro un bel giubbino, un giubbino, insomma, mi manca abbastanza bene. Però sono sicuro che con la fiducia della società, ecco, quello l'abbiamo capito. Insomma, grazie Beppe Iachini. Noi per la fiducia anche degli ascoltatori dobbiamo scattare sulla fascia, ma vi aspettiamo fra qualche minuto. Verso il disco di Bianco Gesato. Sì, signori miei. Ciao, sono Monica. Una canzone di